Da 2 anni il fenomeno Liberato ci sta facendo impazzire, ci sta facendo godere con queste canzoni che sta pubblicando, che ci piacciono veramente tanto. Io prima, all'inizio di questo video, voglio complimentarmi con tutta la squadra di Liberato, dai produttori, voglio complimentarmi con Lettieri per come sta raccontando i video di Liberato, voglio complimentarmi per l'evento che 20.000 persone ormai non si fanno più, e a Lungomare invece c'è stato un delirio. Dopo questo evento io e i miei amici, come sempre, ci siamo messi là ad immaginare il tutto. In questo video non parlerò di mosse di marketing, di sponsor e cose simili, perché fondamentalmente, ma ben venga che Liberato guadagni facendo questa cosa con tutta la sua squadra. Parlo più che altro di un'ipotesi che probabilmente logicamente potrebbe funzionare. Da cosa è scaturita questa cosa? Al concerto Liberato è arrivato con una barca. Per chi non fosse venuto al concerto, ecco le immagini in cui Liberato arriva con questo gommone con altre 3 persone che lo accompagnano, ma sul palco ce ne saranno solamente 3. Questa non potrebbe altro che essere solamente una delle versioni, non dico che è la verità, non dico che l'ha sgamata perché sarebbe veramente difficile, ma una volta arrivato con la barca e dopo essere andato via con la barca, un mio amico lanciò una bomba che praticamente ci fece spalancare gli occhi. E se Liberato venisse da Nisida? Per chi non lo sapesse, Nisida è una piccola isola appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, posta all'estrema propaggine della collina di Posillipo, in località chiamata Coroglio. Al di là del fatto di essere un isolotto staccato, Nisida ospita il carcere minorile maschile. Quindi l'ipotesi sarebbe: ma Faca Liberato sta a Nisida? Ed è un ragazzo che semplicemente fa parte di un progetto per il recupero magari di ragazzi scapestrati? Perché dico questo? Perché Nisida, in quanto centro di recupero per i minori, organizza tantissime attività con tante associazioni esterne eccetera eccetera, da corsi di pizzaioli a artigianato e cose simili. Un collegamento logico ci potrebbe essere anche nelle canzoni, ma soprattutto in un gesto che Liberato ha fatto più volte, che è questo che vi faccio vedere adesso. La stessa cosa Liberato l'ha fatto all'inizio e alla fine del suo concerto. Quella che Liberato usa è una sirena a manovella, che è una cosa che veniva utilizzata insomma un po' di tempo fa. Ma se ci fate caso, la sirena a manovella ha lo stesso identico suono che possono avere le carceri in un'eventuale evasione. Quindi potrebbe essere un gioco di accostamento al fatto che Liberato non si trova più in quel momento a Nisida. Ovviamente non è che è evaso da carcere Yudakanda, potrebbe avere avuto un permesso speciale perché deve presenziare per quel progetto che chiaramente sarà stato presentato proprio al carcere minorile, al Ministero della Sicurezza eccetera eccetera. Infatti Liberato, prima di arrivare col suo gommone su cui c'erano 6 persone, ricordiamo, e di cui se ne sono esibite solamente 3, mi ha fatto pensare perché ho visto quest'altro video di Teleclub Italia che ci mostra chiaramente il gommone su cui Liberato sarebbe arrivato con tutte e 6 le persone insomma che dovevano partecipare a quel concerto, ma in quel momento sono fermi in mezzo al mare prima di arrivare alla rotonda Diaz, vicino a una barca della polizia che a un certo punto li lascia andare e loro si accingono a navigare verso il posto in cui poi Liberato sarà sceso e sarà andato sul palco. Ma non credo che venendo via mare sarebbe stato bisogno di una scorta insomma, visto che effettivamente nessuno sapeva che Liberato sarebbe arrivato via mare. Tra l'altro poi è andato via nella stessa direzione. E che direzione è secondo voi? La direzione che si prende navigando per arrivare poi a Nisida, che si trova alle spalle di Posillipo. Una delle teorie è che, visto che erano 6 persone, 3 magari erano ragazzi che facevano parte di questo progetto e gli altri 3 potevano essere persone o guardie che avevano in custodia cautelare le 3 persone che si sarebbero allontanate poi dal carcere per fare questo evento. A questo ci si potrebbe collegare anche al nome proprio Liberato, che non vuol dire per forza che grazie a Stufat ha scontato la sua pena, ma semplicemente che grazie alla musica viene in un certo qual modo liberato. E non meno importante, la vera identità di Liberato potrebbe venire fuori solamente quando magari avrà scontato la sua pena nel carcere minorile. Di conseguenza sarebbe già liberato, perché già grazie alla musica avrebbe un futuro anche abbastanza definito e tranquillo. Quindi da questo momento in poi cominciamo a guardare anche le canzoni e i testi di Liberato, immaginando che Liberato sia questo ragazzo in carcere lasciato dalla sua fidanzata, che magari non è più riuscita a stargli lontano. E nella prima canzone, che Tu ti scordate me, il testo recita queste parti: e da Nisida si vede il golfo di Napoli insomma. Molti dei passaggi e dei posti che lui cita sono tutti posti che possono essere visti da un isolotto come quello di Nisida. Successivamente dice una festa a Trentarema che si vede dall'isola di Nisida, perché Trentaremi si trova proprio di fronte Nisida. Gaiola Porta Fortuna, la Gaiola è proprio di fronte il carcere di Nisida. Non faccia più, ti do giura mai più. È come se lui si stesse giustificando con lei dicendo: guarda, ma veramente ci fatta una strunzata. Ti do giura
che riprende anche un po' il concetto di non ci posso mai pensare a stu fatto, tu non mi credi, come se lui volesse in qualche modo dimostrare alla ragazza che lui effettivamente non c'entra niente. Ma qua Cam pezza capa. A voce una sirena quando stava assieme a te, il cuore mi batteva. A me la voce una sirena quando stava insieme a te sembra quasi che la polizia lo abbia arrestato, l'abbia beccato, che ne stava facendo qualcosa di sbagliato insieme a lei. Il cuore mi batteva da proprio quel senso di ansia, la paura. Lui continua a giustificarsi dicendo io ti giuro mai più, non lo farò mai più. Magari qualcosa che ha nascosto a lei e che lei non sapeva. Ecco perché lui cerca di giustificarsi con lei, perché magari ha fatto un errore, lei non sapeva di questa cosa e proprio mentre Steve quiz è stato portato via. Quindi capite che la rabbia di una ragazza porta a non perdonare un eventuale fidanzato e dice tu mi tenevi nascoste le cose, mi hai nascosto una cosa grave, mo te ne vai a fanculo e ti fai la tua carcerazione. Ma stai appena innamorato, nonostante si stacchi comunque dalla storia che viene raccontata, parla sempre di libertà e di diversità. Comincia infatti col racconto di questa persona transgender. Quindi partiamo sempre da un concetto di prigionia, perché è una donna imprigionata nel corpo di un uomo e che si sente stretta, quindi si sente in the street. Tra l'altro durante il video i ragazzi sono sempre in zone alte di Napoli, o meglio per la maggior parte delle volte sono nelle zone alte di Napoli, in cui si vede sempre quella parte di costa. Però senza indugiare passiamo alle ultime due canzoni, ovvero In the Street. Già è geniale il nome per me, perché In the Street, quindi mezza via, In the Street inteso come una situazione scomoda, ma In the Street può essere anche la visione di un ragazzo che si trova in una cella e quindi case dove in the street. Tra l'altro c'è questa parte che veramente fa venire i brividi. Portami a casa mia, quando mi manca non può capire. Lui chiede proprio di essere riportato a casa, come se fosse in un posto in cui non vuole stare. Tra l'altro la genialità delle due anteprime di YouTube, una che manda il messaggio vocale e l'altro che ascolta, bellissimo. E Lucia Basciuport s'hanno astuta. E Lucia Basciuport s'hanno astuta a me fa pensare sempre lui che da Nisida vede il porticciolo di Nisida. A colpe sto turniente tiene tu, che mano in coppa all'occhio per non te sunna. E luce sul balcone s'hanno astuta. Anche in questa parte lui dà una sorta di colpa a lei per cui si sono lasciati e dice che è un turmento, quindi stiamo parlando sempre di quella bugia che si nomina spesso. E Luce che a un certo punto sanno astutà, sembrano proprio quelli di un carcere che a un certo punto si astutano e stanno a dormire per forza. Tutti questi punti potrebbero collegarsi a questa sorta di progetto che magari viene creato apposta per un ragazzo o per più di un ragazzo, perché sul palco ne abbiamo visti tre, due che suonavano e lui che cantava e suonicchiava la tastiera. Un progetto musicale per rimettere in sesto questo ragazzo che grazie proprio a questo progetto oggi si sente liberato. Fatemi sapere voi qua sotto con un commento che ne pensate, perché poi un tra Sindano Trip immagina tante cose. Io questo nostro pensiero l'ho voluto condividere con voi. Una delle cose che vi vorrei far notare è che nel video la persona col cappuccio fisicamente è sempre diversa. Una volta è chiatta, una volta è sick, una volta ci fanno in manico long. Quindi sicuramente lui non avrà modo di uscire. E per quelli che diranno ma come ha registrata la canzone? Al giorno d'oggi basta una scheda audio portatile e si registra con una certa qualità. E una delle cose che bisogna tenere sempre in considerazione è che lui è liberato quando si parla di musica. La sua identità fuori dalla musica e fuori dalle esibizioni, e poi tra l'altro quella fatta a lungomare liberato, altro gioco di parole bellissimo, è forse la prima in cui lui si mostrava e cantava davvero. Sappiamo che è liberato quando fa questo. Non sappiamo chi è effettivamente e se effettivamente è libero quando le note si fermano. Niente, volevo condividere che va già chiusa. Oltre non dico, non so che cosa dirvi. Oggi parlato un'ora e mezza.